Allora, questa è la porta di San Giovanni che conduce nel centro storico di Portogruaro. Questo qui è Corso Martiri della Libertà. Qui a fianco c'è un cartello dell'amministrazione comunale che appunto avvisa della inaugurazione della tangenziale che avverrà lunedì 9 giugno alle ore 14. Allora, di questi cartelli ce ne sono un po' sparsi in tutta la città. Qui siamo sul listone sempre di Portogruaro, in prossimità del municipio, eccolo qui. Ecco qui l'analogo cartello che preannuncia l'inaugurazione della tangenziale. Viene invitata, ecco qui importante, tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia inaugurale, quindi non solo i politici. Questa qui invece è la torre di San Gottardo, dove al suo interno si trova un analogo cartello. Qui invece siamo sul fiume Lemene, in particolare dove ci sono i due antichi mulini, e se ci spostiamo notiamo che in piazzetta Sant'Andrea c'è un analogo cartello che ricorda appunto l'inaugurazione della tangenziale attesa da quasi 40 anni. Ecco qui un primo piano, guardate bene, lunedì 9 giugno alle ore 14 del pomeriggio. Allora oggi abbiamo girato queste immagini, era il primo pomeriggio, oggi adesso faccio la zoomata, ecco qui sono le 2:37 del pomeriggio del giorno di oggi, sabato 7 giugno. Guardate quanti gradi c'erano, 36 gradi, quindi provate a immaginare voi lunedì alle ore 2 quanti gradi ci saranno per coloro che parteciperanno alla inaugurazione. Ecco, quello che adesso vi mostro è il percorso che si dovrà fare per raggiungere il punto in cui avverrà l'inaugurazione. Allora, dopo essere usciti dall'autostrada, ci imbocchiamo Viale Pordenone, che è quello che vedete nelle immagini, e ci dobbiamo dirigere in pratica verso la tangenziale vera e propria. Adesso noi ci basiamo sulle indicazioni che sono riportate sul documento ufficiale, sull'invito ufficiale. Ecco, questo qui è il cavalcavia autostradale che conduce appunto alla prima rotondina. Ecco, fate bene attenzione, questa qui è la rotondina dove spesso molte persone, molti automobilisti tirano dritto e vanno a finire proprio sopra questa rotondina. Ecco, facciamo questa rotondina, successivamente ce n'è un'altra molto più grande sopra la quale già intravedete il tratto di tangenziale che al momento che sto parlando è chiuso. Ecco, qui imbocchiamo la tangenziale e ci dirigiamo all'uscita direzione Udine. Allora non qui ma bensì la prossima. Ecco, fate anche attenzione a queste immagini. Guardate, c'è un passaggio pedonale qui, ecco qui, un passaggio pedonale, ecco. Questo qui è, stiamo percorrendo la tangenziale direzione Udine ed è la strada che dovranno fare tutti coloro che vorranno partecipare all'inaugurazione di lunedì. Questo è il punto in cui avverrà l'inaugurazione. Ecco, qui adesso siamo costretti a girare a destra, ma l'inaugurazione avverrà in pratica in quel tratto qui a sinistra, un poco più avanti. Ecco, adesso noi siamo fermi perché c'è un camion che sta provvedendo alla pulizia dell'asfalto lungo i margini della strada. Comunque l'inaugurazione avverrà dove c'è quella macchina che sta venendo su, ecco, un poco più in là ci sarà il luogo della inaugurazione. Allora adesso ripercorriamo la rotonda, quella grande di prima, e ci dirigiamo nuovamente verso l'uscita che conduce a Udine. Adesso fate attenzione, qui proprio all'imbocco dell'uscita c'è un passaggio pedonale. Adesso, ecco, questa qui è la stessa rotonda ripresa da un'altra angolazione. Ora osservate bene, questa qui è una vettura che è appena passata ed ha preso l'uscita per Udine. Un cartello preannuncia che c'è un passaggio pedonale.
Per rinforzare il segnale è stato messo anche un segnalatore luminoso sopra, ecco, che avvisa gli automobilisti di qui la tangenziale, ecco qui il passaggio pedonale, eccolo qui, che è posto proprio all'ingresso, ecco qui, dell'uscita per Udine. Ora fate attenzione alle vetture che passano, una e due. Ecco, secondo me queste due vetture sono transitate con una certa velocità. Rivediamo. Una e due. Quindi provate voi a pensare se c'è un residente di Via Giai, perché dovete sapere che questi passaggi pedonali sono stati fatti perché Via Giai è stata tagliata a metà da questa tangenziale. Allora, per agevolare il passaggio dei residenti, ANAS ha provveduto a fare questi due passaggi pedonali, che secondo me sono abbastanza pericolosi per il punto in cui sono stati messi. Qui all'imbocco, appunto, ecco qui, questo qui è l'altro passaggio pedonale che si trova dall'altra parte della sopraelevata. Qui praticamente da destra verso sinistra sopraggiungono le macchine che da Udine vanno verso la grande rotonda di prima, ecco qui, e questo invece è il passaggio pedonale che vi avevo mostrato prima. Ecco, adesso questo qui invece è un cartello di divieto di transito tranne appunto per gli autorizzati da ANAS, e questo cartello si trova dove praticamente muore Via Giai. Qui sulla sinistra non si vede, c'è il passaggio pedonale che vi avevo mostrato, e un tempo questa strada proseguiva dritta, ma appunto è stata tagliata a metà dalla nuova infrastruttura. Qui invece vi voglio far notare la sistemazione del verde all'interno della grande rotonda di Viale Pordenone. Ecco qui c'è un gruppo di rose, sembrerebbe, come abbellimento della rotonda, ci sono degli arbusti e basta, per il resto è solo prato. Direi che è un po' poco, diciamo, per abbellire un punto così importante della viabilità di Portogruaro. Adesso ripercorriamo la cavalcavia autostradale e ci dirigiamo verso la rotondina che vi avevo mostrato prima, e anche qui come abbellimento non ci siamo, a mio modesto avviso. Ecco qui siamo nella prossimità della rotondina. La rotondina sembra quasi deserta, se non che si intravedono degli arbusti posti al centro. Adesso ve lo mostro da un'altra angolazione. Ecco qui, questa qui è la rotonda, quella piccola, ci sono i cordoli segnati in giallo. All'interno l'unico abbellimento è dato da questa serie di arbusti, tra l'altro neanche tanto belli, e basta. Non ci sono fiori, non ci sono alberi, eccetera, niente di niente, solo questi arbusti per abbellire. Ecco, questa qui invece che vedete è un'immagine che vi ho fatto 3 anni fa di questa rotonda piccola. Notate che le differenze sono quasi nulle, tranne i cordoli che adesso sono gialli e qui invece no. L'interno della rotonda è praticamente uguale ad adesso, l'unica differenza sono quei pochi arbusti che vi ho mostrato prima e che adesso vi farò vedere nuovamente. Allora, da un'altra angolazione, ecco qui, questa qui è la rotonda, sempre quella piccola che vi ho mostrato prima, dalla quale si raggiunge appunto scendendo dal cavalcavia, e vedete quanto è triste, non sa da niente. Insomma, questa qui è la porta d'accesso della nostra città ed è anonima. Ecco, ci sono 2 o 3 alberelli lì per abbellire, basta, per un'opera, la tangenziale, che è costata 45 mi pare milioni di euro. Allora vi mostro invece adesso le rotonde che ci sono invece in centro a Portogruaro. Questa qui è la rotonda di San Nicolò, che è gestita
di competenza del comune, dove ci sono fiori, ci sono alberi, è molto ben sistemato il verde, non c'è nulla da dire, c'è anche un cartello che indica le varie iniziative che promuove il comune, insomma ci sono molti colori, si presenta bene per chi arriva nella città di Portogruaro, questa è una cosa indubbia. Ancora meglio è la rotonda di Viale Trieste, eccola qui, dove oltre alle piante e ai fiori che danno un tocco di colore alla rotonda, viene anche utilizzata per sponsorizzare degli eventi in città. Adesso vi faccio anche un primo piano, ecco qui, guardate che bella che è questa rotonda, come è ben sistemata dal punto di vista sia di fiori che delle piante. Oh, possibile che Anna non avesse potuto fare altrettanto nelle due rotonde di sua competenza, e se non è in grado di gestirle, perché non le dà invece al comune di Portogruaro? Questa è la domanda che rivolgo a quelli dell'ANAS.